Entra tranquilla, non timma, sapete? Oh, sindaco! Buonasera. Il sindaco di Scaffinggiu! Buonasera. Ciao, sindaco. Ciao. Oi, Guru! Fischiettando siamo in casa. Sempre di Scaffinggiu, lei? Sempre sindaco di Scaffinggiu, provincia autonoma, della nostra autonomia, per fare stato nostro. Oh, ma vedo oggi complimenti, vedo che in dolce compagnia, Tante scherzauso. No, colgo l'occasione per è fatto sul segretario comunale nuovo. Il segretario comunale. E La dottoressa Benedetta Orticca. Orticca. La dottoressa Orticca. Un cognome Orticca? No, Orticca è un cognome tipico di Scaffinggiu. Beh, sì. E infatti Castindida fa di bene cane scrap. Non dica così. Che magari è sposata, ci può essere... È sposata e vedova Pulici. Pulici come? Suo vedovo di Pulici, di cognome. Ah. Pulici è morto. E come è morto? Scraffendosia c'è da. Ma non vi siete... Abbiamo invocato anche Santa Rungioso Marte, ma de pedesse in feria, sa di non c'è. Infatti. E si è crepato. Vabbè. Buonasera, dottoressa! Sì, proprio una bella orchestra. È scimpra. No, non è scimpra. È sorda come una campana, non intende manco a issa, provi a chiedergli qualcosa. Benvenuta al nostro spettacolo! No, nessun ostacolo, tutto liscio come l'olio. È scimpra questo. No, non è scimpra, scedato, è staici, mischina. Ma perché l'avete presa una sorda per fare il... Non mi pare di mave. Così, ma prendete il segretario comunale e mettete una che non... Ti spiego, Massimo. In poche parole, dovevamo prendere il segretario comunale nuovo. I maschi Dovete prendere un maschietto. No, li avevamo esclusi a priori. Ma perché? Il maschio sulla galera. Quindi abbiamo scelto una ragazza, una bella ragazza, poi l'abbiamo scelta sorda, così la popolazione di Scaffinggiu va, come entra in comune per lamentarsi, bida issa, va a lamentarsi da lei. Giustamente va dalla bella ragazza. Va dalla bella ragazza, si lamentano con lei. Issa non ci intendi nuda. E quindi... E non le riferisce niente. Non mi riferisce niente e quindi io ci guadagno 2 volte, poi issa non mi nata nuda, manco la popolazione e mi disbatto. Ma se viene qualcuno di... Scusa, se non siamo volgari. Ma se viene qualcuno per parlare urgentemente del PUC... Lei sa cos'è il PUC? Il? PUC. PUC, cos'è il PUC? Lo sa cos'è il PUC? Beh, c'è da mancare. Il PUC. Lei sindaco deve sapere cos'è il... il PIA, cos'è il PIA? Il PIA. Dunque, cos'è il PIA? Il PIA è piano integrato. Dunque, subia. Subia, e te subia. Subia è piano... Lei è un sindaco, deve sapere cos'è il PIA. Cos'è il PIA? Dottoressa, deve dire cos'è il PIA. Olia? Sì, molto olive e molto olio quest'anno in paese. Andata buona di olio, cane. Aspetta, ci sto chiedendo del PIA, che deve andare a buona deolo, ma da... Ha detto la dottoressa. Ma perché siete venuti insieme? No, siamo venuti insieme perché, in poche parole, dopo su... Perché siete venuti insieme? No, non siamo bevuti. No, è bello parlare con lei che capisci tutto al volo. No, non usiamo la polo, no. Ehi, ascolta, Paco, usciti dia. Se su vende brutta figura, signore. Allora, siamo... Bella ragazza, ma è tonta, vero? E vabbè, questo noi abbiamo preso la bella ragazza, non su intelligenza. Allora, in poche parole, noi siamo venuti qui perché dobbiamo invitare la gente a sta sagra che dopo fa in bidda. E che sagra... Sta sagra dei scorrutus. Dei scorrutus sicuramente qualcuno già ci da adesso, noi pure un sala. Non lo so. Sul palco tre musicisti, ma... Non lo so. Non li vedo bene, però penso che sia... Ma scusa un attimino, ma come si... Chi partecipa? Che sta a sagra? Allora, è venuta la segretaria comunale per prendere le adesioni, tenere su Vollu. Abbiamo 3 adesioni per il momento, sono 3 iscritti, abbiamo Zio Peppi Boi, signor Cornelio Cravo e signora Barbarina Montoni, corruto su di nome e di fatto. Vabbè, ho capito, ma se uno vuole andare lì cosa deve fare? No, dunque, la sagra si svolge semplicemente così. Chi uno è corruto può venire tranquillamente in paese e partecipare. Ma se uno non è corruto? Se uno non è corruto abbiamo la commissione preposta a fare sta gente corruta. Una gente specializzata. Gente specializzata. Gente proprio che del gente mestiere. preparata. Non è gente che è improvvisata così. Ma no, si pone a fare cosa pim pim pam. No, avete fatto la delibera. Abbiamo fatto la delibera e in base alla delibera io scemerò sta gente. Ma lei è sposato? No, io sono signorino. Quindi non è... Vagadio. Va bene. E lei è sposato? Io sono sposato. Se vuole venire alla festa. Ma come? Signor sindaco, ma lei non può dire queste cose. Lei me l'ha detto. Va bene, allora vi aspetto. Quando inizia la festa? Quando inizia la festa? Tempesta. Ci mi la festa, comprendi? Quando inizia la tempesta? Per la festa? Bravo, comprendi? Tra bocchetto. Arrivederci. Buonasera, dottoressa.
Sì, complimenti, è una bella festa. Vai, Comprendere, manca poi vai, poco. Rotta, Andiamo, ti vai. faccio vedere i Grazie, piccioli. ci vediamo fra un minuto.